Don Maurizio, oggi è una grande festa per il Cuore Immacolato di Maria, addirittura con l'incoronazione di una Madonna che va in processione, fuochi d'artificio, ci racconti tutto. Siamo stati fermi per più di 3 anni dopo il Covid. Siamo stati anche fermi perché eravamo nel pieno dei lavori della costruzione della nuova chiesa. Credo che era giusto e doveroso riprendere le attività parrocchiali perché sono i momenti della nostra tradizione, i momenti della nostra fede. La gente ha bisogno di questi momenti particolari. Abbiamo vissuto una messa solenne, una messa sentita e il messaggio che questa sera ho lanciato è quello di ritornare a quel cuore che è un cuore misericordioso, un cuore umile, perché oggi assistiamo ad un mondo che va verso vie che non ci portano nella via sicura, ma ci portano alla via della perdizione. E allora se scegliamo il cuore di Gesù e il cuore di Maria, credo che riusciremo a migliorare questo mondo. Ognuno deve fare bene la sua parte. Se accostiamo il nostro cuore al cuore immacolato di Maria, verranno sentimenti nobili, sentimenti belli. E quindi questa sera la cerimonia cosa prevede? Stasera la cerimonia prevede una processione per alcune vie del quartiere, passerà per le vie. Abbiamo invitato la gente a mettere coperte, ad abbellire i quartieri e quando poi rientreremo per la processione davanti la chiesa assisteremo ai giochi d'artificio, ma nello stesso tempo diventerà un momento di fede per poter dare una testimonianza. Il quartiere in questi ultimi tempi si è veramente rinnovato, si è riqualificato, i campetti qui davanti, la piazza che è stata tutta sistemata, una chiesa nuova. Credo che ora dobbiamo darci da fare per costruire un cuore più bello, un cuore più umano, un cuore che non è più il cuore di pietra ma il cuore di carne, così come ci invita il Vangelo. Don Maurizio, la Madonnina viene collocata in una cappellina che non è la chiesa principale. Sì, questa è la cappella feriale. Quando abbiamo fatto il progetto con la CEI abbiamo pensato di creare una cappellina appaltata in un luogo in disparte dove poter celebrare durante la settimana. Ha la capienza di 60 posti e quindi è un bijou, io lo chiamo così, è il luogo dove ci si raccoglie, è il luogo dove la settimana tanta gente nel pomeriggio passa, si inginocchia dinanzi a Gesù sacramentato e vive un momento di preghiera personale. E allora quando abbiamo pensato di realizzare questa cappellina, tutti mi chiedevano: Don Maurizio, però manca un'immagine del cuore immacolato di Maria. La comunità si è mobilitata e quindi su quella colonna metteremo l'immagine del cuore immacolato di Maria.